Un cordiale saluto, gentili amici e amiche all'ascolto per l'edizione notturna del nostro giornale radio o audiogiornale di friulitv.net. Devono arrivare ai servizi sanitari regionali le informazioni raccolte dalle app anti-Covid-19 nazionale nel pieno rispetto dell'anonimato e del diritto alla privacy. Inoltre è necessario fare chiarezza sui servizi applicativi e sui loro costi e soprattutto definire le tempistiche della sua attivazione in previsione delle aperture ipotizzate dal prossimo 4 maggio. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha chiesto al governo garanzie precise sullo sviluppo del servizio informatico nazionale di tracciamento delle persone colpite da Covid-19. Nel corso di un incontro che si è tenuto nella giornata odierna in videoconferenza con il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, con il Ministro per l'Innovazione Tecnologica, Paola Pisano, e con il Commissario all'Emergenza, Domenico Arcuri. Riteniamo importante che la app venga messa in campo qualche giorno prima della fine del lockdown, ha sottolineato il Presidente. In questo modo potremo ricostruire la catena dei contagi e contrastare in modo efficace la diffusione del virus. Davanti a quello che sta accadendo, credo sia indispensabile interrogarsi anche sulle ultime disposizioni del 2015. A mio parere vanno rivisti i meccanismi che regolano le case di riposo, anche riformulando i requisiti minimi per autorizzare questo tipo di strutture. Quell'equilibrio tra il diritto economico acquisito negli anni e il requisito minimo di sicurezza al bisogno di salute sta mostrando in questa emergenza tutti i suoi limiti. Lo ha detto Riccardo Riccardi, vice governatore del Friuli Venezia Giulia, nel corso del convegno organizzato in videoconferenza dall'Università degli Studi di Trieste e intitolato L'emergenza alla ricerca dell'ordinamento, poteri pubblici, diritti economici e tutela della salute. I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.775, con un incremento di 30 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.002, mentre i clinicamente guariti, persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone, 344. 14 decessi in più rispetto a ieri, che portano a 239 il numero complessivo di morti. Lo ha comunicato Riccardo Riccardi, vice governatore del Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito, 121, Udine 66, Pordenone 48 e Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.122 infettati, seguono Udine con 915, Pordenone con 596 e Gorizia con 138. A questi si sommano 4 persone non residenti in Friuli Venezia Giulia. Sono 22 pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 140 e le persone in isolamento domiciliare 1.028. La degenza delle malattie infettive dell'ospedale maggiore di Trieste viene trasferita a Catinara. Lo ha deciso la direzione medica di presidio. I pazienti saranno sistemati al 13° piano della torre medica del nosocomio, dove sono stati allestiti 19 posti letto. L'attività ambulatoriale, invece, continuerà a essere svolta nella palazzina infettivi del Maggiore. La direzione medica ha indicato le modalità di trasferimento dei pazienti con speciali percorsi da seguire e l'attività assistenziale da adottare. Alle 11 di martedì 21 aprile il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, in previsione della discussione del bilancio di previsione 2020 in Consiglio Comunale, presenterà in videoconferenza stampa gli interventi di supporto a famiglie, commercianti e imprese volti ad affrontare le conseguenze del coronavirus e far ripartire la città. In mattinata il sindaco di Udine Pietro Fontanini, insieme al vice sindaco Michelini e al dottor Lucio Bernardis sull'ufficio verde pubblico, ha ricevuto a Palazzo d'Aronco, sede del comune, nel rispetto delle distanze di sicurezza e di tutte le misure stabilite dal governo per il contenimento della diffusione del coronavirus, il presidente di Italia Nostra Gabriele Cragnolini, per fare chiarezza sulle polemiche che in questi giorni hanno accompagnato la notizia dell'intervento di manutenzione straordinario delle pendici del castello. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo di martedì 21 aprile. Cielo in genere poco nuvoloso, soffierà bora da moderata a sostenuta in pianura, forte sulla costa, specie a Trieste,
dove le raffiche saranno sui 110 km orari. Vento da nord-est sostenuto anche in quote. Con questa notizia chiudiamo qui l'edizione notturna del nostro audiogiornale. Vi ringraziamo come sempre per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione e, come si dice in questi casi, buonanotte.